Sono diventate virali le sequenze che raccontano dell'ennesimo atto di vandalismo in città con protagonisti giovanissimi. Sullo sfondo uno dei luoghi simbolo di Treviso, la Fontana delle Tette, coinvolta anch'essa dal lancio degli addobbi natalizi strappati dagli allestimenti della vicina galleria, attimi immortalati dalle telecamere del negozio Livolsi con lo stesso titolare che ne ha diffuso le immagini via social. Fa vedere una situazione di ragazzi ingestibili, quasi impuniti nel poter far ciò che vogliono nella città senza curarsi nemmeno addirittura di un posto privato, perché la galleria è privata con accesso pubblico e noi, essendo gioielleria, abbiamo anche le videocamere con tanto di cartelli con scritto area videosorvegliata. Ciò nonostante si sentono impuniti e possono fare quello che vogliono. Inizialmente destinate solo agli amici più stretti, le immagini sono poi diventate di dominio pubblico, complice anche la location. Lo stesso negoziante non si tira indietro e, riferendosi alla violenza giovanile, parla di un'escalation. È un fenomeno che è andato in crescendo ormai da diversi anni, direi quasi un decennio, poco meno, ma sempre di più. Mi viene strano pensare che non si riesca a gestire la cosa con i mezzi, la polizia, gli ordini di controllo. Ed è qui che Livolsi torna con la memoria al 2020-2021, alle manifestazioni dei commercianti in ginocchio per il lockdown. Eravamo un centinaio di persone, c'era polizia e Digos dappertutto. E ci controllarono tutti quanti, chiesero documenti a tutti, c'era proprio spiegati in forze con la Digos lì pronta a far scattare denunce, eccetera, eccetera. Come mai non si adoperano invece per questi che sono veri e propri delinquenti?